E tra Quartu e Selargius c'è un altro paese, Quartucciu, che non è interessato direttamente dal Tyrrhenian Link con grandi infrastrutture, però ospita il BES di Enel. I BES sono i centri di accumulo, le batterie. A Quartucciu c'è un territorio immenso destinato a questo BES. Io ne avevo parlato. All'interno di questo cantiere industriale c'è una bandiera sarda, proprio a facegulu, come diciamo noi in Sardegna, come sfida ai sardi, perché Enel è una multinazionale e quindi non ha alcun diritto di alzare la bandiera sarda nel proprio avamposto di conquista. Cosa c'è di strano qui? Innanzitutto anche qui pare che non sia stata fatta una dovuta informazione riguardo questo impianto industriale. Ma al di là delle persone di Quartucciu, la presenza di questo BES, di questo impianto di batterie, andava valutata con tutti i paesi e tutte le persone che vivono nel raggio di chilometri dal BES. Perché nel caso di incendio, il caso più terribile di disastro di un BES, che per i vigili del fuoco ricordo che il BES è una struttura a rischio di incendio elevato, può mettere a rischio la vita in tutta l'area per chilometri. Quindi tutti questi campi coltivati che ci sono attorno a quell'area, tutte quelle persone che vivono in quella zona, tutta questa agricoltura di tutta quest'area immensa della Sardegna è a rischio, da oggi in poi è a rischio, perché c'è un BES lì che se prende fuoco devasta tutto. Com'è che devasta tutto? Praticamente le sostanze chimiche che sono contenute all'interno delle batterie, bruciando, volano nell'aria, vengono gassificate e salgono in cielo. Poi molte cadono per gravità, insomma, quindi le particelle più pesanti piano piano ricadono verso il terreno, mentre quelle particelle più gassose poi vengono trasportate dalle correnti e poi cadono anche sotto forma di pioggia. Quindi ci sarà un inquinamento costante e continuo dove i BES hanno preso fuoco, hanno ammazzato la vita tutta attorno e non si può coltivare. Chi vivrebbe in un posto impestato da un BES? Nessuno. E quindi questo è il rischio più grande di questo BES. E tutti i paesi vicini sono stati sottoposti a questa informazione. È stato chiesto, la presenza di un BES va per forza discussa da tutti i comuni, perché se tu ti metti un BES lì, l'incendio porterà comunque quelle sostanze chimiche nel paese a fianco. Ma poi la posizione di questo BES è assurda. In caso di incendio potrebbe distruggere veramente tutti i campi coltivati. Poi abbiamo il mare a due passi, quindi potrebbe inquinare il mare, potrebbe inquinare anche il bacino su Simbirizzi che è lì a fianco. Immaginate se questo BES prendesse fuoco e inquinasse la nostra acqua potabile, non avremo acqua potabile mai più. Quindi come mai è nata questa infrastruttura enorme? Premetto che i BES stanno nascendo ovunque, quindi non è solo a Quartucciu, ma ce ne sono anche a Selargius e altri. C'è un articolo molto bello, infatti li ringrazio, il comitato di Selargius del No Tyrrhenian Link ha fatto un bel articolo sui BES. Questi BES, queste batterie che stanno mettendo in questa zona, sono batterie un po' sospette, perché in realtà sembra quasi che vogliono mettere queste batterie tutte vicino a questa zona di accumulo, in modo tale che anche le batterie possano servire ad accumulare questa energia che poi in momenti in cui c'è meno vento e meno sole e meno energia da esportare, allora si va ad esportare anche quella delle batterie. Ecco qua. Questa posizione un po' sospetta di questo BES all'imboccatura del Tyrrhenian Link mi fa proprio pensare che queste batterie servano anch'esse a incrementare la capacità di esportazione di questa energia, anche perché l'obiettivo delle batterie è quello di spegnere le centrali a carbone. Sia chiaro, Terna ha chiesto ad Enel di fare un tot di batterie, quindi queste tot di batterie servono a garantire quelle ore di base load, quindi di energia base programmabile che serve a un paese per andare avanti. Le batterie funzionano come il cellulare. Quanto ti dura? 4 ore. Ok, quel BES dà 4 ore di energia a Quartu, ecco, per esempio. Questo dovrebbe essere un BES. Però siccome le centrali a carbone pare che non verranno spente ormai, quindi
nei prossimi anni, 2, 3, 4 anni, questi BES serviranno soltanto ad accumulare energia da esportare. Ma la cosa più interessante di questo BES di Quartuccio è che continuano a dirmi le persone che incontro che qualcuno dell'amministrazione è parente di chi ha venduto i terreni, ecco, sostanzialmente. E questa cosa continuano a dirmela ogni volta che parlo di questo BES. Pare che la vendita dei terreni sia stata fatta da qualcuno vicino all'amministrazione di Quartuccio. E va bene, va benissimo, chiunque si può vendere i terreni a Terna o all'Enel o a chi vuole, cioè anche la vice sindaca di Selargius ha fatto qualche affare con i terreni. C'è quasi sempre una persona dell'amministrazione, uno zio, un cugino, un fratello che fanno affari grazie all'industria energetica. Può capitare, è normalissimo, va bene, non esiste una legge, però qual è il problema? Il problema è se l'amministrazione non ha avvisato correttamente i cittadini di quello che stava arrivando. È lì il problema. Non c'è problema se qualcuno legato all'amministrazione, che sia un parente, un fratello o il sindaco in persona a vendersi i terreni, non c'è problema. L'importante è che avvisi le persone e fornisca alle persone gli strumenti adatti per contrastare, qualora volessero, i progetti. È tutto qui il problema. Tutto qui il problema. Quindi non si può più accettare che un sindaco dica ma io non posso fare niente.